La linea Venezia-Treviso è rallentata per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito del rinvenimento di un cadavere in prossimità di Mogliano. I treni potranno subire ritardi fino a 60 minuti, cancellazioni o variazioni. È stata una mattinata lunga, difficile ma soprattutto dolorosa, quella che si è vissuta sui binari della ferrovia Mogliano-Veneto a poche centinaia di metri dalla stazione. Sono circa le 7:30 quando il macchinista di un regionale nota un corpo sulle rotaie e attiva le procedure di allarme. Si tratta del cadavere di una donna, probabilmente già travolto in precedenza da un altro treno. Scatta la mobilitazione di soccorsi e forze dell'ordine, la circolazione nell'ora di punta va in tilt con cancellazioni e ritardi che superano i 200 minuti. Giulio Doria è titolare del buffet della stazione. Un dispiego notevole e il disagio ovviamente degli utenti che purtroppo anche in queste tragedie fanno fatica a essere comprensivi, insomma, tutti hanno esigenze di lavoro, eccetera, 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 per cui è stata impegnativa, insomma. L'effetto domino riguarda i treni regionali ma anche la linea dell'alta velocità, in particolare il Frecciarossa Gorizia-Napoli. Alcune corse vengono dirottate su Castelfranco, saltano le fermate per Mestre, sono istituiti dei bus sostitutivi e mentre intorno c'è il caos, sul luogo del ritrovamento le operazioni di identificazione sono complicatissime a causa anche dello stato del cadavere. Solo nel pomeriggio si capisce che è una donna giovane originaria dell'Est Europa. Non è facile risalire ai familiari. A indagare è la Polfer di Venezia, coordinata dall'autorità giudiziaria. L'ipotesi principale è quella del gesto estremo, ma non si può escludere nemmeno l'incidente, la fatalità, magari nel tentativo di attraversare i binari. La zona è abbastanza centrale, da una parte e dall'altra, seppur a debita distanza, ci sono dei condomini. Un aiuto, se ritenuto necessario, potrebbe arrivare dalle telecamere, uno scenario drammatico ma non raro. Purtroppo succede, evidentemente ci sono delle criticità sociali non da poco.